Capo del mandamento di Castelvetrano e rappresentante indiscusso della mafia nella provincia di Trapani. È stato uno dei boss più potenti di tutta Cosa Nostra, arrivando ad esercitare il proprio potere ben oltre i confini della sua provincia, come in quelle di Agrigento e addirittura di Palermo. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del ROS dopo 30 anni di latitanza. Matteo Messina Denaro sarebbe stato arrestato all'interno di una clinica privata di Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie. Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Stava caricando una gran quantità di rifiuti speciali su un furgone quando è stato sorpreso dai carabinieri forestali di Marcianise. I militari, dopo specifiche verifiche, hanno accertato che l'uomo non era in possesso di alcuna autorizzazione per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, né della necessaria documentazione sul luogo di smaltimento. Nel corso del controllo, i forestali hanno rinvenuto anche un imballaggio contaminato da sostanze pericolose. Una donna ruba carte di credito e bancomat ad un uomo. Poi, alcuni giorni dopo, l'uomo riconosce la donna in un negozio, mentre è impegnata a fare shopping. È accaduto a Vicenza, nei pressi di via Legioni Antonini, dove le volanti della questura hanno proceduto all'arresto, in flagranza di reato, di una 24enne di origini serbe. La donna, al momento dell'arresto, indossava lo stesso marsupio che aveva con sé il giorno del furto. Il nuovo parco in Tassina di Rovigo, da oggi, venerdì 13 gennaio, viene rinominato prendendo il nome di David Sassoli, in onore dell'ex presidente del Parlamento europeo, scomparso esattamente un anno fa. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti il sindaco della città, Edoardo Gaffeo, le autorità cittadine, il presidente del Forum dei cittadini, Federico Saccardin, il quale ha proposto l'iniziativa, e Achille Variati, l'europarlamentare che ha letto la lettera di commemorazione. Il sindaco ha ricordato quanto sia stata importante la figura di parlamentare di Sassoli, così come la sua idea innovativa di trasformazione del tessuto istituzionale. Un motivo di orgoglio ha unito oggi molti cittadini in memoria di un grande presidente.